La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA. Amici sportivi in ascolto, buon pomeriggio. Dilettanti Gol e le sue telecamere sono oggi a Brugine per proporvi la partita 2 Stelle Colombo, gara valida per il campionato di terza categoria Girone C Padovano. Partita delicata per entrambe le formazioni. Il 2 Stelle per prolungare la striscia positiva, il Colombo per riprendersi dalla sconfitta interna di domenica scorsa. Temperatura intorno ai 10 gradi, cielo poco nuvoloso, campo in discrete condizioni. Le formazioni: 2 Stelle in maglia bianca, Biasion, Favarato, Benvenu, Collini, Boni, Zaggia, Minorello, Bellesso, Ciprian, Casamento, Borella. A disposizione di mister Bruno Romagna, Alverdi, Pinton, Maniero, Satraniti. Cristoforo Colombo in completo giallo, Rosso, Rustemi, Caldesi, Garbin, Trevisan, Garbin, Crepaldi, Rossetto, Scanferla, Grossi, Grinzato. A disposizione di mister Stefano Siorini, Salmaso, Marcenta, Ruzza, Maniero, Tasca, Zonzin. Arbitra il signor Voltolina della sezione AIA di Chioggia. Minorello chiede e ottiene la triangolazione, poi il suo destro è respinto da Rosso. Ottimo il movimento e l'assist di Casamento per la testa di Ciprian che manca di precisione. Su cross dalla destra di Borella, Ciprian ostacolato va alla deviazione aerea, alto. Imbeccato ancora Ciprian, il suo destro non va a buon fine. Sempre 2 Stelle, Casamento al rientro dopo l'infortunio, di sinistro impegna così Rosso e Ciprian non arriva in tempo. Prima vera azione degli ospiti al minuto 26, incursione sulla sinistra, Crepaldi al centro, controlla e tira sul fondo. 41esimo, sgroppata sulla corsia di destra di Minorello, sul forte destro Rosso è ben piazzato e respinge. Più 2 Stelle che Colombo nei primi 45 minuti, ma si va al riposo sullo 0-0. Con il montaggio di Daniele Arena passiamo al secondo tempo. Terzo minuto, costruisce bene la squadra di casa, ma Minorello non è perentorio, così l'azione sfuma. Doccia fredda per il 2 Stelle, un minuto dopo. Sul calcio da fermo, tutto di testa, anche il gol di Grinzato che porta in vantaggio il Colombo. Corre ai ripari Romagna e tenta la carta Satraniti, che va subito alla deviazione aerea, Rosso senza problemi. Sul tiro da fermo di Benvenu, Rosso smanaccia in angolo. Da calcio d'angolo, palla buona per le Torri, poi il sinistro di Alverdi di poco sopra l'incrocio. La superiorità numerica, espulsione di Rossetto, produce i suoi frutti alla mezz'ora. Azione manovrata che porta al tiro Borella per il meritato pareggio del 2 Stelle. Ancora locali pericolosi e ancora Ciprian, la difesa del Colombo con mestiere, poi il portiere si salva. Negli ultimi 10 minuti il 2 Stelle si tuffa in avanti con Alverdi e Satraniti, forze fresche, ma il Colombo non rischia più di tanto e l'incontro si conclude sul risultato di 1-1. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355. Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL. Con Stefano Siorini, mister del Colombo, commentiamo la gara di oggi. Un pareggio giusto, equo secondo te? Sì, come risultato direi che ci siamo. Avrei voluto vedere
la partita 11 contro 11, però sono soddisfatto anche perché continuiamo a crescere, quindi credo che sia un risultato giusto, insomma. Ecco, per il Colombo che è retrocesso dall'anno scorso, che obiettivi ci sono quest'anno? Ma l'idea intanto, la squadra è stata completamente rifatta, quindi è un gruppo nuovo che gioca insieme da 3 mesi. Gli obiettivi sono quelli di provare a risalire subito, ci vuole pazienza, stiamo lavorando, stiamo crescendo, quindi aspettiamo alla fine e vedremo i punti. Io ho detto ai ragazzi prima, a febbraio contiamo i punti e poi vediamo. Allora, domenica scorsa una partita sfortunata in casa, oggi secondo te si potevano raggiungere anche i 3 punti? Sì, ripeto, avrei voluto vedere 11 contro 11, siamo partiti bene, abbiamo gestito la partita, loro si sono buttati in avanti, si potevano anche stare ai 3 punti, però credo che l'1-1 sia il risultato migliore. In terza categoria ci sono gli stimoli sempre o qualche volta ci si può accontentare del puro divertimento? No, finché alleno io il puro divertimento no, io gioco per certi obiettivi da sempre, quindi l'obiettivo nostro è di andare fino alla fine, provare a salire subito, se ce la facciamo va bene, se no tenteremo l'anno prossimo. Un mix di giovani e di giocatori con qualche anno di maturità di calcio. Può essere questa la ricetta vincente? Ma io credo di sì, anche perché abbiamo dei ragazzi non alle prime armi che però hanno un grandissimo entusiasmo, grande voglia, guidano il gruppo e questo è importante. Odino Bertin, presidente del 2 Stelle, allora il pallone è rotondo, oggi come pensavi andasse? Pensavo un po' meglio perché abbiamo avuto diverse occasioni, purtroppo il pallone è tondo, come ha detto lei, purtroppo non è entrato come doveva entrare, è entrato una sola volta, purtroppo va bene così. Panchina corta. Purtroppo diversi infortuni e qualche ragazzo che ha fatto il ponte della Madonna un po' troppo lungo. Ecco, il mister non è in discussione, hai qualcosa da dire ai tifosi? No, noi siamo partiti per cercare di arrivare ai playoff quest'anno, ci siamo dentro, speriamo di rimetterci nella carreggiata giusta. Ecco. Bruno Romagna, mister del 2 Stelle, allora sull'espulsione pensavi forse ci potessero stare i 3 punti oggi? Beh, è chiaro che ci siamo illusi di poter fare il bottino pieno, scusatemi sono senza voce. E abbiamo anche avuto una bella reazione dopo il gol subito, purtroppo all'inizio del primo tempo noi abbiamo sbagliato delle occasioni da rete favorevoli e questo ci ha complicato un po' la gara. Nel secondo tempo subito il gol, ripeto, abbiamo reagito, credo anche creando parecchie occasioni da gol, però purtroppo l'espulsione non ci ha favoriti al 100%. Ecco. Sicuramente avete avuto più occasioni del Colombo, però al di là un pareggio è parso abbastanza equo. Facciamo un'altra considerazione, dal 16 ottobre siete in serie positiva. Sì, sono 8 risultati utili, purtroppo gli obiettivi all'inizio del campionato erano diversi dalla posizione in classifica che abbiamo attualmente e pertanto un po' di amarezza viene anche dopo un risultato positivo. Dovremmo migliorare molte cose, soprattutto a livello offensivo dove sbagliamo parecchie occasioni da rete. Civè e Ferri sono proprio fuori portata? Beh, credo che abbiano un organico all'altezza per poter fare molto bene in questo campionato e io ritengo che la nostra rosa non sia inferiore, solo che stiamo attraversando un periodo non positivissimo. Ecco. Comunque il 2 Stelle c'è. Beh, credo che diremo alla fine, insomma, se non ci sarà. Io credo fermamente che il 2 Stelle c'è. La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi.
I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna all'installazione e ritiro, pulizia al supporto tecnico, sicurezza alla copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683.